Buongiorno Antonino, a te la linea. Grazie Natalia, abbiamo fatto il cambio dei macchinisti, come vedete a Tiburtina in perfetto orario alle 13, 16 minuti e 30 secondi sulle magiche onde di Radio Libertà. Andiamo al nuovo Cinema Den di questa sera. Il film che vi suggerisco per questa sera d'estate è Per qualche dollaro in più di Sergio Leone. Avete sentito la colonna sonora, Anno di Grazia 1965, e probabilmente secondo me è il più bello dei tre film della trilogia del dollaro. 64 Per qualche dollaro in più, con cui viene lanciata la stella di Clint Eastwood, che aveva fatto solo un western, una serie western in America che si chiamava Rawhide, e nel 64 nasce il fenomeno spaghetti western con Leone. 65 Sergio Leone fa questo film Per qualche dollaro in più. Il titolo gli venne durante una lite con i suoi precedenti produttori che non gli volevano dare soldi. Lui gli disse: io farò quest'altro film che si chiamerà Per qualche dollaro in più e vedrete che avrà più successo di quello che abbiamo fatto fino ad ora, ed è stato buon profeta. E poi nel 66 Il buono, il brutto e il cattivo, che è ispirato alle vicende della guerra di secessione americana. Secondo me il migliore dei tre film è questo, per equilibrio, narrativa, divertimento. Poi c'è un Volonté, un Gianmaria Volonté, che è semplicemente immenso nella parte dell'indio. Per carità, era immenso pure nella parte di Ramon Per un pugno di dollari, però francamente lo preferisco più qua. Lui è questo malvivente oppiomane, il quale ha ucciso la sorella del colonnello Mortimer, un immenso Lee Van Cleef. Pensate che Lee Van Cleef non riusciva a pagare la bolletta del telefono quando Sergio Leone andò a cercarlo a Los Angeles, e addirittura gli avevano detto: no, ma Lee Van Cleef si è ritirato, non fa più film. Sergio Leone andò a cercarlo, disse che gli era piaciuto questo aspetto da parrucchiere del sud Italia, e gli mise addosso i panni del colonnello Mortimer. Poi tra l'altro in alcune inquadrature si vede che gli manca un pezzo di dito, un pezzo dell'indice, e che aveva in realtà gli occhi uno di un colore, uno di un altro, la cosiddetta eterocromia, come David Bowie. Clint Eastwood che ritorna anche lui, e naturalmente questo film, la storia quindi del colonnello che cerca di fare giustizia in quanto bounty killer, ma sulla strada trova il monco, appunto, o anche, che poi diverrà il biondo in Il buono, il brutto e il cattivo, cioè Clint Eastwood, che Savasandir farà società con lui, e attraverso una serie di vicende si arriverà a reiterazione finale con questo orologio col carillon. Uno era della sorella di Mortimer ed è stato rubato dall'indio, e l'altro invece è del colonnello Mortimer, e l'indio ha questo gioco crudele di prendere
di far suonare il carillon finale e poi alla fine spara a duello e generalmente ammazza e non fallisce. E allora uno dei momenti probabilmente più coinvolgenti che tutti ricordano è Gianmaria Volontè che spiega la parabola dell'indio. Natalia, prepara pure la parabola dell'indio, saltiamo questo treno, ferma a Tucumcari perché non abbiamo tempo. La parabola dell'indio, dove l'indio racconta come farà questo grosso colpo alla Banca di Santa Fe perché in carcere è riuscito a fregare e a uccidere il falegname che ha costruito questa potentissima macchina, questa potentissima cassaforte. Vai pure Natalia con la parabola dell'indio. Salute amici. Come vai? Hai visto che sono venuto subito? L'indio chiama e Groghi corre ai suoi ordini. E Sancho? Se aspetti Sancho, me ne vado e torno fra 4 anni. L'hanno preso. Per 4 anni, né amor, né dinero, né sol. Peggio per lui e tanto meglio per tutti. Chi si fa prendere non merita rispetto. Di che si tratta? Si tratta della Banca di El Paso. Vediamo. Questo è l'interno della banca. Nino è la cassaforte. Che pesa 3 tonnellate e a prova di dinamite. Lì c'è un banco con 2 cassieri. Questo è il tavolo del direttore. Alle sue spalle c'è un artistico mobile con dentro le bottiglie per offrire da bere ai clienti importanti. Lì c'è la porta principale e dall'altra parte un muro doppio. Vediamo, Groghi. Hai già fatto fuori i 2 cassieri e il direttore. E per qualche momento sei il padrone della banca. Che faresti? Tempo perso, Indio. Giusto, tempo perso. Tanto più, Groghi, che per aprire quella maledetta cassaforte ci vorrebbe tanta di quella dinamite da far saltare per aria l'intera banca. Noi compresi. E poi la presenza di una cassaforte non significa sempre che c'è il denaro dentro. Per aiutarvi a capire, vi voglio raccontare una bella parabola. C'era una volta un falegname. Pensate che possa fare fortuna un falegname? No. Beh, invece sì. Questo fece fortuna. Perché un fabbricante di casseforti, un furbacchione, pensò di mascherare una solida cassaforte facendola sembrare un qualsiasi mobile. E per questo il furbacchione chiama il nostro falegname. Ma un giorno il destino lo fa passare per El Paso. Lo fa entrare in quella banca e che ti vede? Uno dei suoi mobili che aveva fabbricato qualche tempo prima. E da quel giorno non riesce più a lavorare perché nel suo cervelletto c'è una sola idea che gira. Mettere le mani dentro quel mobile. Certo, pensate voi, quel falegname ha avuto una bella fortuna a entrare proprio in quella banca. Invece no. La sua fortuna si è fermata lì. Perché poi, in prigione, ha incontrato me. E mi ha raccontato tutto. Non nella cassaforte, Groghi, qui dentro.
c'è $500,000. Amiche e amici miei, ma non dell'avventura. Naturalmente il monco, cioè Clint Eastwood, entra nella banda dell'Indio, si infiltra fino a quando non ci sarà questo Red Razionem finale con il colonnello Mortimer. C'è questo duello, il colonnello vince, uccide finalmente l'Indio e però c'è una sorpresa finale. Non tornano i conti al monco, perché, e ora lo scopriamo assieme, vai pure Natalia, non mi tornavano i conti. Beh, c'è aria di famiglia in quella foto. Tieni. Succede a volte tra fratello e sorella. La pistola. Ragazzi, sei diventato ricco. Siamo diventati ricchi. No, tu solo, e te lo sei meritato. Nella nostra società. Un'altra volta. $10,000, $12,000, 15, 19, 21, 25 e 4, 29. Che succede, ragazzo? Ah, niente, vecchio. Non mi tornavano i conti. Ne mancava uno. Ecco appunto, non gli tornavano i conti e poi Clint Eastwood si carica anche Groggy sul carro e se lo porta via, titoli di coda. Adesso noi facciamo una breve pausa, poi Culture Club e dopo Consuelo Locati, l'avvocato di Sereni e Sempre Uniti, che vi presenterò tra poco, a commento dell'audizione di Giuseppe Conte alla commissione Covid. Vai pure Natalia, grazie. Stai ascoltando Radio Libertà. La tua voce libera, senza filtri né censura. La tua radio. Stanco di perderti i tuoi programmi radiofonici preferiti? Vorresti la tua musica, le tue voci amate sempre con te, ovunque tu vada? Radio Libertà, l'applicazione che trasforma il tuo smartphone e tablet nella tua radio personale. Scaricala ora, è gratis per i dispositivi Android e iOS. Avrai tutta la programmazione quotidiana di Radio Libertà a portata di mano. Scopri di più su radiolibertà.net. Semplicemente la tua radio. In quanti ti promettono trasparenza, ma alla fine ti ritrovi sempre con la bocca chiusa e non puoi dire quello che pensi? Radio Libertà non ha filtri né censure. Ascolta la gente e parla come la gente. Give me time to realize my crime. Let me love and steal. I have danced
eyes. How can I be real? Do you really want to hurt me? Do you really want to make me cry? Precious kisses once upon me. Lovers never ask you why. In my heart the fire's burning. Choose my color, find a star. Precious people always tell me that's a step too far. Do you really want to hurt me? A te la linea, Antonino. Grazie Natalia. Allora, adesso chiudiamo con una conversazione che appunto ho registrato con l'avvocato Consuelo Locati. Avete ascoltato Boy George, Do You Really Want to Hurt Me del 1982. Verrebbe a dire che la canzone viene in taglio perché vuoi davvero farmi del male, vuoi davvero ferirmi? Beh, giudicate voi la valutazione che l'avvocato Locati, che rappresenta l'associazione Sereni e Sempre Uniti, che da sempre si batte per avere verità e giustizia per i morti di Bergamo e per i morti del Covid in Italia, diciamo la valutazione che lei dà dell'intervento di Conte alla commissione Covid. Tra l'altro lei ha chiesto di partecipare alla prossima riunione a settembre, quando Conte tornerà per la seconda parte della sua audizione, e quindi se lei sarà lì probabilmente ci saranno ulteriori sorprese. State a sentire che cosa ci siamo detti. Alla fine di questa nostra conversazione ci saluteremo con i Righeira Vamos alla Playa dell'83 e noi ci ritroveremo lunedì alle 8:30 con la rassegna stampa, sempre sulle magiche onde di Radio Libertà. Grazie per essere stati con noi e ricordate che the best is yet to come, il meglio deve ancora venire. Vi ha parlato Antonino Danna, buon weekend. E allora io ho il piacere di ritrovare l'avvocato Consuelo Locati, che vedete qui in collegamento sui nostri canali video. L'avvocato Locati, lo sapete, si batte con coraggio e con decenza, aggiungerei, con l'associazione Sereni e Sempre Uniti in quel di Bergamo per avere verità e giustizia per i morti sia di Bergamo che di tutta la pandemia di Covid in Italia. Non è solo un avvocato che lotta per naturalmente dei principi di giustizia, ma è anche una figlia perché ha perso suo papà nel corso della pandemia e tra l'altro ha dovuto subire, lo ricordiamo perché in questi 6 anni magari qualcuno se l'è scordato, ha dovuto addirittura fare il giro, una corrida telefonica attraverso i crematori di mezza Italia fino a quando non hanno trovato la buonanima di suo padre, i suoi poveri resti. E vi ricordo che a molte famiglie al tempo arrivò persino la bolletta da parte del crematorio che volevano 700 euro uno sull'altro più IVA per aver cremato dei poveri morti innocenti che sono morti da soli, ricordiamo anche questo, perché qualcuno magari questo paese se ne scorda. Dopodiché, stamattina io vi avevo anticipato questa nostra conversazione, commentiamo l'audizione dell'ex Presidente del Consiglio Giuseppe Conte, che è andato ieri davanti alla Commissione Covid, ha parlato per più di 3 ore. In queste 3 ore ci ha detto che i DPCM erano roba che tutto il mondo ci invidiava perché quando li facevano venivano spediti nelle ambasciate e tradotti perché così all'estero gli altri potevano guardare e imparare dagli italiani com'è che si gestisce una pandemia. Io mi auguro che traducessero con rispetto per i morti e non ci ridessero sopra. Conte ci ha detto che meglio del governo 5 Stelle nessuno ha governato l'emergenza, addirittura ha tirato fuori un documento ottenuto da fonte anonima che in realtà circolava da tanto tempo, il cui valore, se non sbaglio, è più o meno simile alla carta igienica, e comunque l'ha tirato fuori per dire quanto era bravo e quanto era tutto giusto, tutto bello. Beh, allora la conclusione di questa conversazione qual è, avvocato? Beh, intanto grazie anche per aver Prego. ricordato tante circostanze che gli italiani dimenticano, non tutti per fortuna, ma quasi.
E la conclusione di questo discorso è stato un autoincensamento, Sì. un palcoscenico politico di propaganda, evidentemente, in cui lui ha detto che meglio di lui non c'è nessuno, che nessuno può giudicare, che l'autorità giudiziaria davanti a cui lui è andato ha ritenuto che lui avesse fatto tutto nel migliore dei modi e non ci fossero estremi per alcun tipo di reato, e che lui è sempre tutelato solo la vita dei cittadini e quindi ha fatto scelte impopolari per istituire le zone rosse e il lockdown a Lodi, Codogno e Voi Euganeo. E in tutto questo si è dimenticato, ha proprio bypassato, dimenticandosi di parlare dei morti della Bergamasca, che per lui sono morti invisibili, ma non ci stupisce, visto che ad aprile del 2020, di notte, era arrivato a Bergamo e non si ricordava nemmeno i nomi dei due paesi che erano stati i focolai e la Wuhan occidentale. Ma non solo, è anche riuscito a dire all'inizio che le regioni più colpite del Covid erano state Piemonte e Veneto. Ma la Lombardia non esiste, è proprio stata ignorata. I nostri morti, parlo dei nostri morti perché io vengo da Bergamo, i nostri morti sono morti invisibili. I 6.000 morti, forse arrivare a 9.000 tra ufficiosi e ufficiali, sono morti invisibili. Quello che è successo nella Valle Seriana non esiste, ma diciamo che la cosa che ci ha lasciato un po' più delusi è stata anche l'atteggiamento un po' dei membri della commissione. Tutti. Nessuno di loro, quando Giuseppe Conte ha finito il proprio discorso di autoincensamento e di autocelebrazione, ha fatto l'unica domanda che doveva essere fatta prima di tutte le altre. Visto che la tutela della salute pubblica e della vita dei cittadini era prioritaria, tanto che ha istituito le zone rosse nell'Odigiano e nel Veneto a Voi Euganeo, perché il 3 marzo del 2020 non ha firmato il decreto di chiusura della Valle Seriana, inserendo nelle zone rosse già istituite anche i comuni di Nembro e Alzano? Perché non è stato fatto? Aggiungo solo un piccolo dettaglio. L'unica menzione che è stata fatta da Conte nella Bergamasca è stata riferita alla Procura di Bergamo, che ha compiuto le indagini e che poi ha mandato, insomma, una parte di indagine per competenza ovviamente al Tribunale dei Ministri di Brescia. Ci ha tenuto a dire che è stato archiviato. Allora, vorrei sottolineare, l'archiviazione del Tribunale dei Ministri di Brescia è stata un'archiviazione non nel merito, ma solo perché i 3 giudici del Tribunale dei Ministri, estratti a sorte, vorrei dire, hanno ritenuto di abbracciare quella parte della dottrina che non riteneva sussistente e configurabile il reato di epidemia colposa in forma omissiva, cosa che invece è stata poi ribaltata dalle sezioni unite della Corte di Cassazione il 10 aprile del 2025, che invece ha ritenuto configurabile questo reato. E noi su questo abbiamo anche adito la CEDU, la Corte Europea dei Diritti dell'Uomo, che ci ha accolto per 2 volte il nostro ricorso, diciamo che ha passato 2 vagli di ammissibilità e adesso è arrivato a un punto in cui arriva solo il 5% dei ricorsi, cioè stiamo solo aspettando la sentenza. Questo ricorso è stato notificato al governo nel lontano gennaio 2025, quindi non è proprio così che è stato tutto archiviato, che non c'è nessun'altra autorità giudiziaria che può intervenire rispetto a quella situazione. Comunque sia, questi erano solo dei piccoli incisi
per dare solo insomma, delle piccole precisazioni rispetto alla posizione dell'ex premier Conte sui morti della Bergamasca e sulla situazione di Bergamo. Questo ci ha lasciato con l'amaro in bocca, perché nella visione di tanti spettatori che erano collegati ieri a sentire l'audizione, tantissimi sono gli appartenenti all'associazione dei familiari delle vittime Seregni e Sempre Uniti e tantissimi ancora di più sono familiari che hanno dato mandato a noi legali di agire in ogni sede giudiziaria. Sentire e assistere a questo teatrino non ha fatto altro che confermare a tutti loro che anche la Commissione non vuole arrivare ad accertare una verità storica, quindi a dare risposte ai cittadini comuni, ma anche da parte dei membri della Commissione, di chi l'ha istituita, la volontà è solo forse una volontà politica. E questo fa male. Fa male perché la Commissione parlamentare, che è prevista dalla nostra Costituzione, dovrebbe dare risposte e cercare la verità ai cittadini, non dare risposte politiche. Perché allora hanno ragione tutti a dire che sono una questione politica e che viene usata per darsi pro e contro solo tra i politici. E questo Esatto, il famoso teatrino della politica. Sì, questa è la cosa più grave che è emersa ieri dalla Commissione e nella visione delle persone comuni questo è passato ed è veramente triste e molto pericoloso, perché fa perdere fiducia nelle istituzioni, fa perdere fiducia anche in chi ha istituito questa commissione e che ha sempre avuto la fiducia dei cittadini. È sbagliato, è grave. E questo famoso documento ricevuto in forma anonima, che invece a quanto pare circolava ormai da anni in tema di mascherine? Io, quando l'incipit è stato ricevuto in forma anonima questo documento, perdonatemi, ma ho sorriso, perché ricevere un documento in forma anonima, ma guarda caso proprio qualche giorno prima, anzi, lui ha detto che l'aveva ricevuto addirittura all'inizio della settimana, forse proprio in concomitanza dell'audizione. Io non so quale sia il documento, non ho avuto possibilità di visionarlo, mi limito solo a sorridere rispetto a questa posizione. Cioè, io penso che veramente chi è al governo, chi era al governo e chi è al governo, in generale i politici, abbiano un'opinione un po' sbagliata, no, dei cittadini, pensando che non ci sia la capacità di elaborazione del proprio pensiero autonomo. E è stato molto poco rispettoso dell'intelligenza delle persone che erano anche collegate, comunque di tutti i cittadini italiani. Decisamente, decisamente. Mi limito solo a fare questa considerazione. Il resto non ho visto il documento, immagino, ma anche questo è un documento, diciamo così, politico, perché si fa riferimento a un oggetto che può essere già al vaglio, che potrà essere messo al vaglio anche dalla Corte dei Conti, visto che si parla, no, di soldi e erario dello Stato. Sarà poi la Corte dei Conti, no, a valutare tutto, perché deve essere dato in quella sede, quando in quella sede Conte non era stato chiamato per rispondere di quello, ma era stato chiamato per dare risposte ai cittadini in merito alla gestione della pandemia. Nella prima e seconda ondata pandemica, tutto il resto è un più, tutto il resto è solo politica che ai cittadini non interessa. E sulla gestione della pandemia non ha dato risposte, ha continuato a reiterare la storiella o comunque, diciamo così, la versione che ci è stata propinata dal 2020. Non ha detto niente di più. Ecco appunto, allora a maggior ragione la domanda è: quali sarebbero state le vere domande da porre a Conte in questa audizione, secondo lei? Ci fosse stata lei, che cosa gli avrebbe chiesto? Perché non è stata chiusa la Valle Seriana?
Perché sono stati inviati militari e poi sono stati richiamati? Perché ci sono le chat che... Allora, possiamo dire che la tutela della vita dei cittadini bergamaschi non è stata prioritaria rispetto alla tutela della mobilità delle merci. Su cosa doveva riflettere il 2 marzo del 2020, quando nella riunione informale lui non ha firmato il decreto, che era stato comunque già firmato da Speranza, di chiusura della Valle Seriana? Perché ha detto ai PM di Bergamo, visto che lui ha detto che non ha mai avuto niente da nascondere, e io ci credo che non abbia mai avuto niente da nascondere, mai più mi metto a mettere in discussione quello che dice un ex premier, perché però lui ha dichiarato ai PM di Bergamo che l'hanno disturbato, perché evidentemente sono andati, si sono recati a Roma a parlare con lui, intanto che lui era impegnato nella gestione dell'emergenza. Questo ho detto anche ieri, no? Allora, perché ha dichiarato di avere saputo di quello che stava succedendo nella Valle Seriana solo il 5 o il 6 marzo, quando invece già il 2 marzo del 2020, la sera, era stato messo a conoscenza di quello che stava succedendo? Perché ha letto solo una parte di quello che è stato dichiarato rispetto al piano pandemico del 2006 che poteva essere utilizzato, e non ha letto invece tutte le altre dichiarazioni in cui si diceva che è vero che era obsoleto, ma nelle fasi iniziali poteva essere utilizzato, perché anche se era un piano influenzale, l'OMS parlava di influenza e quindi chiedeva a tutti i paesi di tirar fuori dal cassetto i piani pandemici che erano anche influenzali sulle polmoniti anomale, no? Che potevano essere utilizzati anche per le polmoniti anomale. Perché non ha fatto riferimento all'appunto che è stato inviato il 7 gennaio del 2021 dal consigliere del Consiglio di Stato, dottor Ruggero, giudice, inviato al capo di gabinetto del ministro di Speranza, ma ovviamente messo a conoscenza di tutte, no? Le istituzioni, anche della Presidenza del Consiglio dei Ministri, in cui si diceva che il piano pandemico del 2006 poteva essere utilizzato? Perché non ha dato risposte ai cittadini bergamaschi che ne stanno chiedendo? Perché non ha teso una mano ai cittadini italiani e ai cittadini bergamaschi in particolare, che chiedono un ristoro del danno subito, visto che comunque il danno c'è stato? Perché ha passato 6 anni nel dire che non c'erano stati errori e invece ieri ha detto che ma forse ci sono stati degli errori? Perché considera soprattutto i cittadini bergamaschi inesistenti? Sono alcune delle domande che sono quelle fondamentali per noi. Tra l'altro voi nel comunicato stampa che avete diffuso ieri dite pure: prendiamo atto che l'ex Presidente del Consiglio ha dichiarato che il regolamento sanitario internazionale è fonte primaria per lo Stato, cosa che invece è stata negata dall'autorità giudiziaria davanti a cui più di 600 familiari che vengono rimbalzati da 6 anni proprio per questa ragione. A questo punto rileveremo nelle sedi opportune questa discrepanza per far rivalutare le decisioni prese. Ecco, lo ricordiamo questo discorso del regolamento sanitario internazionale a chi ci sta ascoltando? Di che si tratta? Allora, noi dobbiamo ricordare che più di 600 persone ci hanno dato mandato per fare causa allo Stato per la gestione della pandemia. Noi l'abbiamo fatta la causa, rilevando che tutto quello che è successo, la mala gestione, è derivata da tutta una serie di omissioni che sono state perpetrate negli anni, a partire dal 2013, quindi l'anno in cui l'Unione Europea ci diceva adeguati i piani pandemici, perché una pandemia si verificherà, dobbiamo tutti essere pronti, ok? Fino a dichiarare, a rilevare che anche a partire dal primo allarme che l'OMS aveva dato il 5 gennaio 2020, okay, in cui diceva attenzione perché sta arrivando questa epidemia da agente sconosciuto, mettetevi, tirate fuori tutto quello che avete, verificate se il vostro paese è pronto. Ecco, tutto questo non è stato fatto, e non è stato fatto violando in questo modo quello che era previsto
anche dal regolamento sanitario internazionale e dalla decisione del Parlamento europeo, che noi abbiamo ritenuto atti normativi sovranazionali vincolanti, cioè obbligatori per lo Stato. In questo modo lo Stato ha violato una norma di legge. Violando questa norma di legge ha cagionato l'impreparazione da cui è derivata la morte delle persone. Il governo, il Ministero della Salute, la Presidenza del Consiglio dei Ministri, devo dire anche Regione Lombardia nelle cause in cui noi abbiamo chiamato in causa anche lei, hanno invece dichiarato che lo Stato non ha violato nulla perché non esiste alcun obbligo di legge che obblighi lo Stato ad essere pronto e ad adottare tutti gli atti che sono previsti da quelle normative per tutelare la vita delle persone. E questa posizione è stata reiterata anche il 12 maggio del 2026 davanti al giudice penale in sede di discussione sul rinvio a giudizio proprio di 4 ex direttori generali della prevenzione che erano stati destinatari di un ordine di imputazione coatta proprio per il mancato adeguamento del piano pandemico, la mancata preparazione dell'Italia ad affrontare l'emergenza, perché erano stati violati questi obblighi di legge. Allora, ieri Conte ha dichiarato che invece questo obbligo di legge c'è, perché il regolamento sanitario internazionale e quindi la decisione del Parlamento europeo 1082 del 2013 che recepisce il regolamento sanitario internazionale sono vincolanti. A questo punto a noi non rimane altro che dire al TAR davanti a cui la Corte di Cassazione ci ha obbligato ad andare sul presupposto proprio che non c'è alcun obbligo da parte dello Stato di tutela della salute pubblica, noi dobbiamo rilevare al TAR che invece questo obbligo esiste e chiedere a questo punto di accogliere la nostra richiesta di mandare tutti gli atti alla Corte di Giustizia europea, che dichiari finalmente, una volta per tutte, se queste normative sovranazionali sono vincolanti, obbligatorie per l'Estato. Perché nel caso in cui, come presumiamo, la Corte di Giustizia dichiari che questo è un obbligo, allora anche il TAR ovviamente deve rimandare tutto al giudice ordinario che se ne è lavato ben le mani. Dopo 6 anni ha deciso di lavarsi le mani e rimbalzare poi tutto ancora attraverso la Corte alla Corte di Cassazione a un giudice amministrativo che sicuramente, riteniamo, non potrà decidere sull'oggetto della causa che abbiamo radicato noi. Speriamo di sì, ma insomma vedremo cosa succederà. Ma questo è un ulteriore elemento di totale mancanza di rispetto, totale invisibilità ancora riconosciuta ai familiari delle vittime. È gravissimo questo fatto. Solo in Italia di sicuro non abbiamo un bel biglietto da visita. A settembre Conte torna per la seconda parte della sua audizione. Lei che cosa gli chiederebbe ancora? Ma prima di tutto io ho chiesto di essere presente all'audizione, visto che comunque qualcuno può essere invitato anche dall'esterno, no? Per cui io ho chiesto di essere presente. Se dovessi chiedere, farei quelle domande che ho detto prima. 1, perché non ha chiuso la Valle Seriana. 2, perché ha sempre negato che ci fosse anche un altro diritto da riconoscere prioritario evidentemente a quello della tutela della salute dei cittadini, e soprattutto perché è stato aggressivo con me in commissione parlamentare quando io sono stata audita e ho avuto il coraggio di dire a lui che la scelta di non chiudere la Valle Seriana non dipendeva da altro se non che la valutazione dell'altro diritto costituzionale garantito, che era quello dell'economia. Questo io lo farei, chiedendo anche cosa vuole fare adesso per i familiari delle vittime. Adesso.
Certo, anche perché a questo punto vogliamo capire che cosa intende fare, vogliamo capire anche che cosa deciderà la commissione, perché se una commissione, vorrei ricordare a chi mi ascolta, mi corregga se sbaglio, la commissione ha persino il potere di far arrestare la gente in aula e deferirla al tribunale, quindi non è un tribunale speciale, per carità, la Costituzione lo vieta, però ha dei poteri, che ha un tribunale un pochettino ci si avvicina. E allora, a maggior ragione, che cosa si può fare per ristabilire la verità? Soprattutto, che cosa si può fare per dare un minimo di giustizia a tutti voi, a chi ha sofferto in questa vicenda? Perché nel bene e nel male gli anni qui passano e continuiamo a parlare, a dirci è andata così, non è andata cos'ha, e questo e quello, e però come non è, qui i risarcimenti non si vedono ancora. Qui non si vedono ancora, diciamo così, una presa in considerazione delle richieste di tutti voi che avete sofferto. Qui non si vede una presa in considerazione appunto di Bergamo, che è completamente sparita da queste discussioni. Ma perché Non Bergamo? solo. Cioè, voglio Siamo dire, stati sbeffeggiati perché Bergamo è il tallone d'Achille. Nessuno potrà mai dire che a Bergamo è stato fatto tutto quello che doveva essere fatto per tutelare la vita dei cittadini. E questo è il nervo scoperto. Non si può parlare di Bergamo, perché parlare di Bergamo significa ammettere le proprie responsabilità. e questo è il punto. Ma alla fine che verità resta di questa storia? Perché voi dite noi manterremo l'obbligo di testimonianza malgrado tutto. Che verità resta? Resta una verità di Stato e una verità in realtà storica. Resta la verità documentale che si scontra con la verità politica e resta a tutti ben impresso nella mente dei cittadini che quello che è successo a noi può succedere a tutti, in altre situazioni, in altre forme, ma può succedere a tutti e nessuno avrà la tutela dei propri diritti lesi. Perché quando la politica ha le responsabilità fa quadrato e si difende in ogni modo e con ogni mezzo. E chi ha il coraggio invece di scontrarsi con la politica paga un prezzo altissimo solo perché cerca la verità per ridare dignità e per avere tutela dei diritti che sono diritti costituzionalmente garantiti. La legge evidentemente non è uguale per tutti. Avvocato, questa è una considerazione molto amara, devo dire, ma a questo punto, a maggior ragione, glielo chiedo come ce lo siamo chiesti le prime volte che ci siamo incontrati, ma chi glielo fa fare? Me lo fa fare perché credo ancora io nella giustizia. Io credo fortemente che ci sia una giustizia che fino alla fine mi batterò perché avremo giustizia. E questo non è e non c'entra niente con la politica. Prima o poi troveremo anche persone corrette, persone oneste, persone che avranno il coraggio di ammettere e riconoscere la lesione dei diritti e fare di tutto per dare soddisfazione e risarcimenti dovuti ai familiari che hanno visto demolite le proprie famiglie in un modo disumano. E allora Lo avanti. dobbiamo a tutti, lo dobbiamo ai nostri figli, lo dobbiamo alle generazioni future, lo dobbiamo in primis a quelle vittime che sono, per la maggior parte di loro, quelle che hanno costruito questo paese. E allora avanti, avvocato, sempre avanti, sereni e sempre uniti. Grazie. Vamos a la playa, oh, oh, oh. Vamos a la playa, oh, oh, oh. Vamos a la playa, oh, oh, oh. Vamos a la playa, oh, oh. Vamos a la playa. La bomba estalló. La
las radiaciones tostan y matizan de azul. Vamos a la playa, oh, 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 oh. Vamos a la playa, oh, 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 oh. Vamos a la playa, oh, 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 oh. Vamos a la playa, oh, oh. Vamos a la playa. Todos con sombrero, el viento radioactivo despeina los cabellos. Vamos a la playa, oh, 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 oh. Vamos a la playa, oh, 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 oh. Vamos a la playa, oh, 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 oh. Vamos a la playa, oh, oh. Vamos a la playa, oh, 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 oh. Vamos a la playa. Al fin el mar es limpio. No más peces hediondos. Avete ascoltato Capitaneria di Porto,